Benvenuti su Fare Impresa On Air. Ci sono importanti novità per quanto riguarda Sani in azienda. Scopriamole con l'esperta Monica Gallo dell'area lavoro di Confartigianato Imprese Vicenza. Abbiamo già avuto modo di parlare di Sani in azienda, quale tutela volontaria che il Fondo Sani in Veneto ha previsto per titolari, soci, collaboratori e loro familiari, al fine di garantire anche a queste figure una assistenza sanitaria integrativa. Il 2023 si apre con importanti novità che riguardano appunto questa tutela. Innanzitutto l'iscrizione a Sani in azienda viene ora effettuata online e questo, se da una parte obbliga l'utente ad effettuare appunto la propria iscrizione direttamente dal portale del fondo, senza più avere la possibilità di modalità cartacea, dà la possibilità all'utente stesso, cosa che prima non era prevista, di effettuare tale iscrizione attraverso il supporto dello sportello di Confartigianato Imprese Vicenza, rendendo così l'iter più immediato e più semplice per l'utente, che alla fine dovrà effettuare esclusivamente il pagamento elettronico della propria quota iscrizione. Un altro importante aspetto riguarda il rinnovo automatico. L'iscrizione diventa ora infatti un'adesione duratura che può essere effettuata come prima in qualsiasi periodo dell'anno e che comporta un tacito rinnovo alla scadenza dell'annualità. Rimane però ovviamente la possibilità di interruzione qualora vengano meno le condizioni previste per rimanere iscritti e altresì la possibilità di esercitare la disdetta volontaria che sarà prevista per tutti gli iscritti che abbiano raggiunto o raggiungano i 3 anni di anzianità nella tutela. Un aspetto su cui ha molto lavorato il fondo è stato quello di man mano eliminare le differenze fra la tutela prevista per i dipendenti, quindi Sani in Veneto, e la tutela Sani in azienda. Questo in concreto si traduce innanzitutto a partire da gennaio 2023 nell'eliminazione del periodo di carenza. Quindi la copertura ora partirà immediatamente dal primo giorno del mese di sottoscrizione e di effettuazione del pagamento della quota iscrizione. Da gennaio 2023, inoltre, la copertura del caponucleo, quindi titolare, socio o collaboratore, comprenderà al suo interno, con massimali in condivisioni, ma senza alcun versamento aggiuntivo, anche eventuali coniugi a carico e figli fino ai 2 anni, come già accadeva per i dipendenti. Anche la categoria inerente le protesi, come ad esempio il corsetto ortopedico, il tutore al ginocchio, piuttosto che protesi di diverso tipo. Anche questa categoria, appunto, che prevedeva prima prestazioni massimali inferiori rispetto a quelle dei dipendenti, da gennaio 2023 viene equiparata a quella dei dipendenti, garantendone le stesse coperture. Un importantissimo aggiornamento all'interno della copertura Sani in azienda riguarda tutta l'area odontoiatrica. Infatti fino a dicembre 2022 gli iscritti a Sani in azienda potevano richiedere esclusivamente dei rimborsi per la prevenzione odontoiatrica, che si traducevano in concreto in 2 ablazioni tartaro e 2 visite orali all'anno. Da gennaio 2023 invece sono previste le stesse prestazioni già previste per i dipendenti attraverso la sottoscrizione di 3 pacchetti differenziati al loro interno per le diverse spese dentistiche previste. Tali pacchetti sono dei pacchetti a pagamento che possono essere sottoscritti o dal neo iscritto al momento dell'iscrizione oppure successivamente in fase di rinnovo al termine dell'annualità. E vediamoli un po' più da vicino per capire quali differenze sussistono fra i 3 pacchetti. Allora, il primo pacchetto, che è il Basic, diciamo che ripropone la situazione già esistente fino a dicembre 2022. Il costo annuo è di 125 euro per il caponucleo, quindi titolare, socio o collaboratore, e 90 per i familiari. E questo pacchetto dà la possibilità all'iscritto di accedere al pacchetto prevenzione odontoiatrica, quindi potrà richiedere 2 visite orali o 2 ablazioni tartaro all'anno.
Il livello successivo è il livello dental, il cui costo è di 165 euro per il caponucleo e 130 per i familiari, quindi parliamo di 40 euro in più rispetto al basic, e comprende, oltre alla prevenzione, anche tutta la parte inerente alle cure odontoiatriche, come ad esempio le otturazioni. L'ultimo livello è il livello Dental Plus, il cui costo è di 225 euro per il caponucleo e 190 per i familiari, quindi in questo caso abbiamo 100 euro in più rispetto al basic, e comprende tutte le coperture già previste dal basic e dal dental, più l'ortodonzia, quindi i rimborsi per spese legate all'apparecchio ortodontico, entro un massimale triennale di 600 euro, e tutta la parte implantologia e protesi. Quindi anche qui troviamo anche rimborsi, oltre che per capsule, perni e corone, anche per le spese legate all'impianto dentale vero e proprio, con un rimborso che è pari al 50% dell'importo in fattura, con un massimale anno di 1.000 euro. Ovviamente cosa succede a quelle iscrizioni già esistenti attualmente? Allora, le tutele esistenti scadranno man mano nel 2023 e potranno essere poi rinnovate alle nuove condizioni di adesione previste, e quindi attraverso la sottoscrizione di uno dei 3 pacchetti. Successivamente sarà possibile poi di anno in anno confermare il livello di tutela già esistente, oppure l'iscritto potrà accedere a una tutela più alta, ma non sarà mai prevista la variazione in diminuzione. Cioè io non potrò, se ho già sottoscritto un pacchetto Dental Plus, l'anno successivo recedere al pacchetto Basic. Grazie a Monica Gallo dell'area lavoro di Confartigianato Imprese Vicenza per aver spiegato le novità riguardanti Sani in azienda. Per maggiori informazioni visita il sito Sani in Veneto o chiama lo sportello Confartigianato Imprese Vicenza più vicino a te. Grazie per il tuo ascolto, a risentirci ad una prossima puntata.